E è stato lanciato un appello questa mattina a favore del Teatro Sociale di Portogruaro che verrà messo all'asta, notizia che abbiamo in qualche modo affrontato nei telegiornali precedenti, ma questa mattina questo appello è stato lanciato dal Movimento per Portogruaro Indipendente, che ha presentato il suo simbolo, presentando anche parte della squadra che concorrerà alle amministrative di quest'anno. Può partire il servizio. Ci troviamo al Bar Tecla Portogruaro per parlare della presentazione ufficiale del Movimento per Portogruaro Indipendente. Siamo con il presidente Giuliano Gottardis. Perché la nascita di questo movimento? La nascita di questo movimento è causata soprattutto per la poca chiarezza che c'è fra le forze politiche attualmente in giro qui a Portogruaro. Per cui noi abbiamo creato questo movimento proprio per coinvolgere i cittadini in un progetto che vada a supportare tutte le nostre idee in maniera da rendere Portogruaro una vera città. Dopo Tabaro per il PDL, Bertoncello per la Portogruaro che vogliamo, c'è anche Giorgio Bellinazzi che si presenta come candidato sindaco del Movimento per Portogruaro Indipendente, quindi lei ha accettato la candidatura dopo i suoi trascorsi. Sì, beh, chiaro, diciamo che la scelta è nata da un gruppo di persone che comunque già collaboravamo assieme e vedo che c'è molto entusiasmo, c'è voglia di partecipare anche da parte di altri. Infatti abbiamo coinvolto un sacco di persone nuove che ci hanno chiesto di partecipare, proprio perché, come si diceva poc'anzi, i partiti tradizionali qui a Portogruaro non stanno dando risposte, ci usano come un bacino elettorale per poi comunque spendere per la propria carriera personale.